Buongiorno carissimo, siamo qua questa mattina a adorare Dio, a riflettere, offrire questo culto a Dio di un modo come già abbiamo fatto tante volte quest'anno. E come è prezioso che Dio ci dà questa possibilità e è un privilégio per noi avere questo culto in questo modo. E stiamo finendo un anno, eu penso che avete passato un bel Natale, nonostante la differenza degli altri anni con tanta gente. Ma abbiamo vissuto un'esperienza con il nostro Dio e ricordare la nascita del nostro Salvatore di Gesù. E oggi, questa mattina, questo culto, noi vogliamo parlare e condividere di come è andato l'anno 2020 per te. E tu mi dirai, pastore, non è stato molto semplice. Non è stato. Ma sicuramente noi dobbiamo finire un anno con la gratitudine. E la gratitudine è ricordare che siamo qua. È perché Dio ci ha mantenuto qua. Eu vorrei leggere, iniziando questo culto, o brano di Salmo 126. É um brano que nós sempre usamos no senso de haver a gratitudine per le grandi cose che Dio ha fatto. E Salmo 126, tu que sei a casa, pode abrir a tua Bíblia e leggiamo insieme. Salmo 126, possiamo leggere dal versetto 2 in poi. Allora spuntarono i sorrisi sulle nostre labbra, i canti di gioia sulle nostre lingue. Allora si diceva tra le nazioni, il Signore ha fatto cose grandi per loro. Il Signore ha fatto cose grandi per noi. E noi siamo nella gioia. O Signore ha fatto tornare i nostri deportati come torrenti nel deserto di Negev. Quelli che seminano con le lacrime mieteranno con canti di gioia. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. Eu penso che questo testo qua è molto chiaro della nostra esperienza di questo 2020. Perché è quanto è prezioso vedere le persone che vedono o quanto il Signore benedice il suo popolo. Tante persone fuori dalla Chiesa che condividono le belle parole di quello che il Signore sta facendo in mezzo a noi. Ma quando noi riconosciamo questo, c'è un sorriso. E una caratteristica di una persona grata, una caratteristica di una persona che finisce un anno così, è ricordare delle belle cose e finire questo anno con sorriso. E la gioia deve appartenere a noi. Che tu possa oggi vivere questo culto con gioia, con allegria, con sincerità, con una pienezza di gioia nel tuo cuore e con un sentimento che tu possa ricordare il quanto il Signore mi ha benedetto. La gente vede il nostro sorriso perché vede tutto quello che il Signore ha fatto per noi. E oggi noi possiamo vedere e sentire o quanto è stato prezioso questo 2020, con le difficoltà. Perciò che il testo finisce in questo modo. Abbiamo avuto delle lacrime, ma adesso abbiamo un sorriso. Non esiste vittoria senza un combattimento. Non esiste un sorriso profundo, una gioia profonda senza le lacrime, perché abbiamo vissuto dei momenti difficili, ma abbiamo sopportato, resistito e siamo stati perseveranti e siamo arrivati qua. Abbiamo mantenuto la nostra fedeltà, la nostra responsabilità, perciò che abbiamo un sorriso. E noi vogliamo oggi cantare e adorare il nostro Dio. Tu sei a casa e può darsi che tu sei stonato come io, non ci sono problemi, ma starai cantando adesso insieme a noi queste canzoni di adorazione al nostro Dio, perché il Signore ha riempito la nostra bocca di gioia. Preghiamo e dopo cantiamo, offriamo questo culto al nostro Dio. Nostro Padre, quanto è bello e prezioso finire un anno e ricordare che tu sei stato con noi. Un anno molto diverso, senza paragone nella storia nostra. Molto diverso per la nostra comunità, ma ricco di esperienza, Padre. Quando ricordiamo i battesimi, quando ricordiamo le testimonianze, quando vediamo la gente, oh Padre, cercando a Te e vivendo una trasformazione di vita, Padre, questo ci porta a gioia. Seminare, oh Padre, con le lacrime fanno parte. Raccogliere con sorriso fa parte. E grazie. Grazie per questo culto, la libertà che offriamo a Te. E é per te, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Cantiamo? Adoriamo il nostro Dio? E adesso tu ascolterai questa canzone. E ascoltando questa canzone, canta insieme alle persone che sono intorno a te. Può darsi che tu sei da solo. Canta insieme, non ci sono problemi. Adesso è il momento di adorazione al nostro Dio.
Un buon culto a tutti noi. luce mia, tu sei la mia salvezza, te mi arrenderò. Se accanto a te sarò, nelle mani tue nulla temerò.
So che i tuoi occhi sono vigili, il tuo sguardo è su me. Quando ti chiamo, tu mi ascolti e mi esaudisci, Signore. Quando invoco te, mi dai la gioia fin dal mattino. Dio sei presente, non sei lontano, non cambi mai, tu sei fedele. Sei un Dio di patto, Dio di promesse, tu non sei un uomo, no, puoi mentire, tutto potrà passare, tutto potrà cambiare, ma la parola tua rimarrà. So che i tuoi occhi sono vigili, il tuo sguardo è su me. Quando ti chiamo, tu mi ascolti e mi esaudisci, Signore. Quando invoco te, mi dai la gioia fin dal mattino. Dio sei presente, non sei lontano, non cambi mai, Dio sei fedele.
Abbiamo cantato, abbiamo lodato il nostro Dio e vogliamo adesso sentire quello che Dio vuole guidarci con noi in questa mattina, in questa giornata, in questo culto. È un culto di ringraziamento, è un culto di rivedere la nostra vita questo anno e pensare nella nostra vita 2020, dove abbiamo inserito i nostri valori, dove abbiamo inserito le nostre forze, tutto quello che noi siamo. E finire um ano com propósito é muito precioso, mas um propósito eterno, não um propósito momentâneo. Tante volte facciamo dei propositi nella vita, no? È un viaggio, è 50 anni di matrimonio, 20 anni di vita, tanti propositi, ma noi non possiamo dimenticare che quello che creio in noi la gioia sono i propositi eterni. Perciò che vorrei oggi camminare su questa strada in questo culto. C'è un testo di 2 Timoteo 4,7 dove Paolo dice così: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Preghiamo. Nostro Padre, guidaci, questo culto è per te. Lo Spirito Santo, Padre, è quello che vogliamo. Guida la nostra vita. Tutto quello che dobbiamo parlare, ascoltare, e che il nostro cuore sia aperto a te. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amém? Questo brano di 2 Timóteo, Paulo estava lavorando nel senso di eu sou congedo, um momento que estava finendo. Perciò quando noi finiamo un anno è prezioso fare questa valutazione personale. Paulo stava dicendo: ho combattuto il buon combattimento, una valutazione della sua vita. Perciò noi dobbiamo sapere che una valutazione è vedere dentro di me la responsabilità mia della mia vita di questo anno. E questo anno, come abbiamo detto all'inizio del culto, è stato un anno molto diverso. Un anno che quelle persone che sono molto schematiche, le persone che sono molto ordinate, è una crisi, è un caos. Le persone che hanno difficoltà di ragionare con un novo, há una crisi perché ogni giorno c'è un decreto, ogni giorno un cambiamento, ma siamo arrivati qua, abbiamo finito l'anno e non sappiamo come sarà il 2021. Adesso c'è questa storia, vaccino, non vaccino, c'è la vaccina, non lo so. L'unica cosa che io lo so è che oggi il nostro cuore deve ricordare e essere grato al Signore per quello che abbiamo vissuto fino ad oggi. È un anno di imprevisti. E la nostra vita mi piace tanto perché Dio crea di imprevisti nella nostra vita, perché questo ci insegna a dipendere da Lui. Perché ci sono tanti imprevisti, perché io stavo controllando la mia vita e adesso c'è un imprevisto. Io percepisco che è Dio che sta controllando tutto. Perciò o quanto è prezioso arrivare oggi e ripensare nella mia vita. Eu ce l'ho sempre un lema nella mia vita, un modo di parlare che io sempre dico: iniziare una cosa è semplice, mantenere è una strada molto difficile, finire sono per pochi. Perciò iniziare, possiamo iniziare qualsiasi cosa, va bene. Mantenere, sono tante persone che abbandonano la barca. Finire, sono pochissimi che arrivano. Perciò Paolo dice: ho finito, ho combattuto, ho conservato la fede. Ecclesiasti, capitolo 7, versetto 8, dice così, Ecclesiasti 7, 8: vale più la fine di una cosa che il suo principio. Lo spirito paziente vale più dello spirito altero. Ossia, vale più la fine di una cosa che il suo principio. Tu, quali sono state le responsabilità che tu hai iniziato quest'anno? Sei mantenuta? Come tu hai vissuto questo anno? La tua fede è stata fortificata? Perciò vedere la grandezza dell'opera del Signore è molto più alto di che vedere la mia vita dentro di quello che ho deciso o no. L'opera di Dio è molto più importante delle circostanze. E tante volte noi finiamo qualcosa perché le circostanze sono più importanti. Quando cominciamo a vedere i valori eterni, le circostanze non hanno valore nelle mie decisioni.
Io non sono basato sulle circostanze della vita. Io sono basato nei valori eterni che Dio ha inserito su di me. Perciò quando Paolo dice ho combattuto fino alla fine, ho finito, è perché lui aveva dei valori eterni molto più alti. E è quello che lui voleva insegnare per noi. Perciò adesso, oggi, 27 di dicembre, questo giorno, che io devo valutare la mia vita come è stata quest'anno. Che cosa tu hai conquistato? Che cosa noi abbiamo conquistato, io ho conquistato? Che cosa noi abbiamo perso? Che cosa tu hai perso? Che cosa io ho perso? E è interessante, quello che io ho perso, e devo sapere il perché. Qual è stata l'origine? Quali sono stati i fattori? Quello che io ho conquistato, anche questo devo fare una valutazione. Qual è stata l'origine per mantenere e arrivare a quella conquista? Qual è stato il valore per mantenere quel principio? Perciò ogni perdita, ogni conquista hanno dei valori che sono la motivazione di arrivare fino a lì, o perdere o conquistare. Quando finisce un anno, io devo fare una autovalutazione molto profonda della mia vita. E questa valutazione ci aiutano a ripartire novamente. Tra 4-5 giorni, 2021. Tra 5 minuti già è un momento di ripartire. Perciò Dio sempre ti dà una nuova opportunità per ricominciare. Che cosa tu hai vissuto quest'anno? La tua maturità spirituale è cresciuta o no? Come è stato questo anno? Tu hai fortificato i tuoi valori spirituali? Sei stato molto più vicino al Signore? La tua fede è cresciuta? Come è stato questo anno? L'unità con il corpo di Cristo. Perché la mia crescita è collegata con un numero di persone che sono intorno a me, che amano il Signore. Come è stato questo anno con Cristo, la tua vita spirituale? Come è stata la crescita? Tu finisci questo anno con gioia, con sorriso, perché tu hai seminato con le lacrime, o tu finisci questo anno, è finito? Quando guardo indietro 2020, ho finito. 2020 non si ripeterà. È stato l'unico anno della mia vita, 2020. Tra poco è 2021. 27 di dicembre non si ripeterà. Perciò il tempo è una delle cose preziose nella mia vita che io non posso sprecare. Io devo vedere le cose con valori eterni, camminare di lì e fare che ogni momento sia un investimento alla mia eternità. Non basta fare un'autoanalisi. Eu devo ripartire, ricominciare e avere una novità di vita quando eu ho perso tante cose. E quando ho conquistato, eu devo ripartire novamente. Perché è un grande rischio per noi. Abbiamo conquistato? Basta. Come voi sapete, mi piace tantissimo o calcio. E di solito, quando una squadra vince un scudetto, vince un campionato, nell'altro anno si sdraia e perde. Perché una conquista non significa che eu devo fermare. Una conquista significa che eu devo fare un passo ancora più alto. Una perdita non significa che eu devo fermarmi. Eu devo valutare e adesso ripartire dove ho perso la storia. Perciò che il Signore mi dà una nuova opportunità. Perciò vedere questo brano qua di Paolo, eu devo cominciare a vedere questo testo dei punti molto importanti. Primo ponto qua è vedere il mio comportamento questo anno. Paolo ha scritto così: ho combattuto il buon combattimento. Comportamento, combattuto il buon combattimento. Combattendo il buon combattimento. Perché quale cosa che tu hai combattuto quest'anno? Quale cosa che tu hai investito tu sangue quest'anno? Era il buon combattimento o non era il buon combattimento? Quali le cose che tu hai combattuto? Erano dei valori eterni per trasformare le persone o erano dei valori personali che poteva portare a te stesso a qualche gloria o qualche onore? Combattere il buon combattimento, eu devo cominciare a pensare nelle cose che siano eterne per una trasformazione delle persone.
sono di valore eterno, oppure per una ricerca più profonda nella vita delle persone, delle altre persone e anche nella mia vita, che io posso vedere questi frutti nell'eternità. È questo un buon combattimento. Come è stato la mia vita, il mio comportamento in questo combattimento? Come sono comportato davanti alle persone? Ho investito nelle persone? Ho perso le persone? Io sono sicuro che ci sono delle persone che tu hai avuto l'opportunità di parlare della gloria di Dio questo anno 2020 che tu non vedrai più. Ci sono delle persone che tu non la vedrai più. Io conosco delle storie bellissime delle persone che abbiamo avuto dei contatti, dopo abbiamo perso, e dopo tanti anni questa persona hanno detto a noi: quello periodo ho conosciuto il Signore. E io non sapevo. Ma un investimento nell'eternità di questa persona ha trasformato questa persona, e questo buon combattimento in quella vita ha portato dei frutti che io non avevo visto. Dopo sì, ho visto dei cambiamenti. Questo anno, quando ero in Brasile, alla fine di un culto, una signora venuta da me ha detto: Pastore Caio, tu forse non ti ricordi di me, ma in 2008 tu hai fatto una predica qua e mi sono convertita. 12 anni. 12 anni eu non sapevo. O quanto é precioso ascoltare di una persona che tu sei stato importante nella eternità di quella persona. É questo o bom combattimento. Oppure noi stiamo combattendo per le cose che finiscono qua. Quanta perda di tempo noi abbiamo, perché noi non stiamo investendo em quello che sono eterni. Quanta perda di tempo che noi abbiamo qua per investire il nostro sangue nelle cose che tra poco finiscono. Quando eu vedo a história de guerrieri, della storia di conquista di una nazione, di un movimento politico, di sangue, di morte, e eu comincio a pensare: ma questa gente sta investendo per una cosa che finisce tra poco. Se tutti i cristiani potessero investire il suo proprio sangue nelle cose eterne, o quanto prezioso sarebbe. Ho combattuto il buon combattimento. Se non è un buon combattimento, le cose falliscono subito. Fallisce. Questo anno io e Assia abbiamo vissuto quelle 2 o 3 settimane un po' molto delicate. In quel momento ho riflettuto sulla vita: e se adesso arriva la mia morte o la sua morte? Finisce tutto. La casa. Non lo so che cosa la famiglia poteva fare con questa casa. Mobili, la macchina, computer, tutte le altre cose. Ciao, finito. Finito. Fallisce tutto. Perché le cose materiali finiscono. Perciò eu devo cominciare a avere un sogno, un progetto eterno, perché questi non falliranno mai. Ho combattuto il buon combattimento. Paolo inserisce questa espressione in modo molto chiaro. Perciò devo valutare la mia vita 2020. Ho investito nelle cose eterne? Ho investito di più nelle cose che falliscono, che tra poco finiscono? L'altra cosa importante del buon combattimento è sapere dove io devo versare il mio combattimento, dove eu devo usare la spada per combattere. Efesini 6,12 dice così: il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Non sono le persone che dobbiamo distruggere, ma il nemico, il diavolo. Non sono le persone che sono nostri nemici, ma il nemico spirituale che è il diavolo. È lui che vuole togliere la nostra gioia. È lui che vuole distruggere le nostre azioni. È lui. Perciò quando noi vediamo le persone trasformate, stiamo distruggendo una opera del nemico. Quando vediamo una persona con la gioia, stiamo distruggendo il nemico. Carissimi, questo mese di dicembre, che ricchezza che noi stiamo vivendo. Qualche settimana fa eu aperto o computer e nella pagina della nostra chiesa un messaggio meraviglioso. Un messaggio che ha dato un balsamo ao meu cuore, um ânimo ao meu cuore.
Un giorno, 2 giorni dopo ricevo nel mio telefono un messaggino meraviglioso. Passano 2-3 giorni, pastor Alessandro, mi viene l'altro messaggino meraviglioso. Dopo ricevo un altro messaggio meraviglioso. Tantissime persone che stanno vivendo una nuova esperienza con Cristo tramite i nostri culti e le nostre meditazioni. Questo mese di dicembre, voi non potete immaginare la mia gioia. Voi non potete immaginare la gioia che noi stiamo vivendo di raccogliere i frutti. Questo periodo di preghiera che noi stiamo facendo lunedì e giovedì, o quanto está trasformando, o quanto le persone stanno scoprendo il Signore. Che meraviglia! Siamo nella gioia sì, perché il Signore sta facendo grandi cose in mezzo a noi. E questi messaggini che noi abbiamo ricevuto è proprio questo, la gente dicendo, in mezzo a voi c'è la gioia. Uau! Questa settimana sono stati 2 messaggi meravigliosi che abbiamo ricevuto, perché il Signore sta facendo le grandi cose in mezzo a noi. Noi siamo nella gioia. Questo mese è stato prezioso di trasformazione delle persone. Una persona 2 settimane fa, una settimana fa, mi ha scritto: Pastore Caio, eu vorrei subito essere battezzato. Voi non potete immaginare l'allegria dentro di me. Vorrei subito essere battezzato. Io ho fatto una battuta. Eu stavo leggendo la storia della Norvegia che abbiamo condiviso nel culto di Natale. E ho detto: ok, non c'è problema, andiamo in montagna quest'anno e facciamo il battesimo. Non ho fatto nessun battesimo finora in mezzo alla neve. Perché no? Meraviglioso questo. Perciò dobbiamo combattere il buon combattimento pensando nei valori che sono eterni. L'altra cosa importante della nostra vita in questo combattere il buon combattimento è approfittare le opportunità. Efesini capitolo 5, dal versetto 15-16 dice così: guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Rivedere il nostro comportamento è rivedere dove stiamo inserendo le nostre priorità. La gente oggi non sta leggendo la parola del Signore e questo ci ferisce. La gente oggi non inserisce la parola del Signore come base per una decisione e questo ferisce alle persone, alla gente e a Dio. Perciò la base della parola di Dio, io só posso approfittare le opportunità se la parola di Dio è quella che mi guida a aprire gli occhi per vedere le cose che io devo vedere e agire dove eu devo agire. Eu não posso aproveitar le opportunità e agire nel buon combattimento se a parola do Senhor não é a minha base, a minha guida per vedere le cose con gli occhi spirituali. Approfittare bem do tempo, perché il tempo non ritorna. Approfittare bem do tempo é vedere dove il Signore mi inserisce a lavorare, dove il Signore inserisce il mio cambiamento e la mia trasformazione. Quante volte abbiamo avuto un'opportunità di perdonare, di amare, di servire, di avere la pazienza, di combattere un buon combattimento nei principi del Signore, ma io devo conoscere questa parola e mettere in pratica questa parola. Approfittare le opportunità è vedere il tempo che Dio non ci ha dato con saggezza e non come stolti. E stolti sa quello che si deve fare e non lo fa. Abbandona la parola. Saggezza sa quello che si deve fare e lo fa, perché prende la parola del Signore e la mette in pratica. Combattere un buon combattimento e approfittare bene le opportunità. L'altro principio di questo di comportamento e un buon combattimento, io non posso stare da solo, io devo stare con le persone intorno a me. E una cosa preziosa, io sempre parlo di questo, è avere buona amicizia. Le persone intorno a me. Proverbi 13:20 dice così: chi va con i saggi diventa saggio, ma il compagno degli insensati diventa cattivo. In 1 Corinzi 15 parla così che le cattive compagnie corrompono il buon costume. Come è stato il 2020?
con le amicizie, con le persone intorno a te. Io sono frutto delle persone che io convivo. Io sono frutto delle persone che ho scelto di camminare. Io non sono frutto da me stesso, perché io rispecchio le persone che sono intorno a me. Perciò sono io il responsabile di scegliere le persone per camminare con me. Io devo dire sì alle buone amicizie. Io devo dire no alle cattive amicizie. Io devo dire sì e no, la responsabilità è mia, la famiglia è mia. Mio marito, la mia moglie, i miei figli, i miei genitori, la responsabilità è mia. Perciò io devo pensare le amicizie sono buone o no con le 4 frasi importanti qua. Mi hanno portato più vicino a Cristo queste amicizie? Queste amicizie mi hanno fatto amare di più il popolo di Dio? Queste amicizie mi hanno fatto più servo e misericordioso? Queste amicizie mi hanno dato più sicurezza e pace? Sono delle domande. Perché queste amicizie devono fare crescermi davanti a Dio per sapere il buon combattimento che io devo fare. Interessante che Paolo aveva scelto dei buoni amici, delle persone scelte da lui per camminare con lui. Anche noi dobbiamo fare. 2020 io devo valutare le amicizie che ho avuto e dire, con questa io cammino, con questa io devo cambiare. Perché la responsabilità davanti a Dio è mia. Chi vuole camminare con i saggi si diventerà saggio. Chi non vuole camminare con saggio si diventerà cattivo. È la Bibbia, è la parola del Signore. Non dite che è il pastore Caio, ok? È la parola che dice. È la parola che dice che le cattive compagnie corrompono il buon costume. Non sono io, è la parola. Io sto parlando quello che è nella parola. Rivedi le tue amicizie. Terzo punto di questa storia di comportamento sono le nostre scelte. Giosuè 24:15 dice così: e se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi voi chi volete servire. E finisce così il versetto: quanto a me e la casa mia serviremo il Signore. Le scelte producono frutti. Perciò quelli che io sono oggi sono le scelte che ho fatto nel passato. Adesso 27 di dicembre stiamo vivendo quello che abbiamo seminato in questo anno. Dio ci ha dato la capacità di decidere, la responsabilità è nostra. Perciò le decisioni sono delle responsabilità nostre, nel bene e nel male. Quello che tu hai deciso di fare questo anno, Dio ha detto, è con te. Quello che ho deciso di fare, Dio ha detto a Caio, è con te. Ho fatto le decisioni giuste? Sì. Ho fatto le decisioni sbagliate? Sì. Io devo rivedere le mie decisioni. Quelle giuste, quelle sbagliate, ho imparato. Non posso rifare. Devi stare attento. Perciò le decisioni è un comportamento di un buon combattimento che Paolo mi insegna. Interessante, questa settimana eu stavo parlando com uma pessoa. Mi ha detto, come stai la tua vita? E tutta l'area della sua vita con questa persona. E ho detto, stai seguendo i nostri culti, le meditazioni? Mi ha detto, pastore Caio, devo confessarti che il culto non sto seguendo. E la colpa è mia. La responsabilità è mia. E quando lui ha detto quello, abbiamo finito la telefonata e io ho detto a me stesso, sempre ho detto a Asi dopo, oggi ho parlato con una persona che ha fatto una frase meravigliosa: la responsabilità è mia. Lui non ha detto niente, per quella situazione, per questo, per ciò che non sto... No, sono io. Le responsabilità delle decisioni è mia, non sono degli altri, sono io, sono le mie responsabilità. Prezioso ascoltare quella testimonianza. Perciò quello che faccio o non faccio, la responsabilità è mia. Le scelte, la responsabilità è mia. Le motivazioni, la responsabilità è mia. Le mie scelte devono essere basate nel mio amore per il Signore e nella mia fede, nelle mie scelte giuste. Tante volte abbiamo abbandonato qualcosa nell'opera del Signore per una motivazione non nel Signore. E abbiamo perso. Tante volte abbiamo fatto delle scelte di una cosa che il Signore non c'entrava niente e abbiamo fatto delle scelte sbagliate. Perciò noi dobbiamo sempre avere il coraggio per proseguire, ma mantenere le decisioni nel Signore giuste, che edificano a me
e o corpo de Cristo. Giosuè, lo stesso Giosuè che ha detto: io e la mia casa serviremo al Signore. Lui aveva delle parole fortissime: forza e coraggio, altrimenti le scelte saranno pericolose. Forza e coraggio. Coraggio e forza significa proseguire nelle decisioni più grandi e con passi di fede. Secondo punto di questa storia di Paulo, qua ho combattuto il buon combattimento, dopo lui dice: ho finito la corsa. Va fino alla fine. Il secondo punto. Così tu non puoi desistere di una chiamata del Signore. Va fino alla fine. Ho finito la corsa. Tutto quello che si inizia, finisce. Finire è uguale a concludere, compiere, completare, terminare, effettuare. Io devo finire quello che io ho iniziato. La responsabilità è mia. Tante volte si inizia, si comincia a procrastinare, si comincia a ripensare e quando si vede non si finisce mai niente, non si finisce mai. E la vita passa e arriva a 60 anni e guardi dietro, che cosa ho finito nella storia? Niente. Ho paura delle persone che iniziano una cosa e non finiscono, cominciano a studiare e si finiscono, cominciano a fare una cosa e non finiscono. Paolo ha detto: ho finito la corsa. La caratteristica di un cristiano è come Cristo. È andato fino alla morte, e morte di croce. Gesù inizia una opera e va fino alla fine. E c'era tradimento, c'era di abbandono, c'era delle situazioni che poteva mollare, ma Gesù è andato fino alla fine. Gesù è Gesù lasciato lo Spirito Santo con noi. E noi siamo responsabili delle nostre decisioni di sì o di no. Perciò Paolo inizia e finisce. Tutto quello che noi iniziamo dobbiamo andare a un buon termine. Ho finito la corsa. Come sei andato quest'anno? Hai finito quello che tu hai iniziato? Sei stato responsabile delle decisioni che hai preso? Finire un anno è guardare indietro e vedere il mio comportamento con la caratteristica di finire quello che ho iniziato. Perciò il sogno di Dio tramite la mia vita non può essere procrastinato, non può essere abbandonato. Il sogno di Dio tramite la nostra vita deve adempirsi quando io finisco una opera che Dio mi ha chiamato a fare. Quando cominciamo a leggere gli eroi della Bibbia, noi vediamo un Noè. Quanti anni per costruire quell'arca? Sembrava una pazzia. Finita. Davide doveva combattere con Goliat. È finito. È andato a combattere nonostante le difficoltà. Paolo, ho finito la corsa. Gesù, fino alla croce. E tutti gli eroi di fede hanno finito. Adesso siamo noi che dobbiamo scrivere là nel libro quello che abbiamo iniziato e che abbiamo finito. Ho finito la corsa. Perciò iniziare è una delle cose molto facili. Continuare è difficile. Finire sono per i pochi. Che tu possa entrare in questo elenco dei pochi nel prossimo anno. Ha iniziato, finisca. E l'ultimo punto qua, è il punto numero 3. Non abbandonare la tua fede. E Paolo dice così: ho conservato la fede. Perciò ho mantenuto la fede, ho conservato la fede. L'anno sta finendo. E come sta la tua fede con il Signore oggi? Come tu stai vivendo la tua fede con il Signore? È cresciuta? È stata fortificata? Senza fede non posso gradire il Signore. Perciò ho conservato la fede. Gli oppositori di Paolo hanno cercato di togliere da lui tutto, ma non sono riusciti a togliere la fede. Gli oppositori delle persone hanno cercato di togliere tutto, ma non la fede. E quanto è bello quando gli oppositori cercano di togliere di noi tutto, ma non possono togliere la fede. E quanto più io sto crescendo in fede, le opposizioni crescono di più, la persecuzione è più forte, ma la mia fede deve essere più fortificata ancora. Paolo dice: ho conservato la fede, ho mantenuto la fede. Quanto più vicino al Signore, più grandi sono i conflitti e le difficoltà. Ma la mia fede in quel momento cresce, perché sto guardando il Signore, è il Signore che mi mantiene in fede. È il Signore che mi sostiene. È questo che è prezioso. La fede è preziosa nella mia vita con il Signore. Perciò io non posso compromettere la mia fede. Io non posso danneggiare la mia fede. Il Signore mi ha chiamato a camminare di fede in fede. E
tutte le situazioni e circostanze che ho vissuto, c'era la mano do Signore sopra di me, permettendo quelle situazioni per crescere in fede. Paulo ha combattuto o bom combattimento, andato fino alla fine e ha conservato la fede. E che la tua fede non è solo la fede di io credo in Gesù, è una fede di vedere o spirituale, vedere oltre quello che i tuoi occhi vedono. Tu hai cresciuto in fede. La fede non è solo credere che Gesù ti salva. La fede è vedere il soprannaturale di Dio, è avere una storia di fede, di vedere le situazioni che solo il miracolo di Dio agisce, è vedere che qualcosa di nuovo Dio fa, è questi passi di fede, perciò nel momento della difficoltà che io inserisco la mia perseveranza per fede no Signore, che Lui starà agendo e di là tu vedrai il miracolo del Signore. 2020, tu hai cresciuto in fede e ti ha portato una gioia. Come è andato quest'anno? Io posso finire questa mensagem adesso con questa meditazione. Il mio sorriso, la mia gioia pubblica dimostra che ho vissuto un anno di fede con il Signore. Quando io perco la gioia, quando io perco il sorriso, è perché ho vissuto un anno senza avere una fede del Signore. Perché quando ho una fede, io sono sempre pronto ao próximo combattimento. Eu posso combattere il buon combattimento. Io vado fino alla fine e io mantengo la fede. Io non abbandono i principi del Signore. 2020 è finito, non torna più. Dio ci ha dato una grande opportunità per un buon combattimento, per andare fino alla fine e per crescere in fede. Dio già ha fatto delle belle, delle grandi cose. Io devo adesso prendere un'agendina e scrivere tutto quello che il Signore ha fatto con me. Io devo anche scrivere che cosa adesso io vorrei crescere di più con il Signore per il 2021. 2020 non ritorna, ma Dio ci ha dato una nuova opportunità, che è da tra poco, tra 5 secondi di una decisione con il Signore. Come è andato questo anno con il Signore? La decisione è stata tua. Come sarà il prossimo? La decisione sarà tua. Che Dio ti benedica per combattere il buon combattimento, avere la percezione del buon combattimento. Le cose che non vale a pena combattere, lascia, non è un problema tuo. Il buon combattimento. Finire tutto quello che si inizia e conservare la fede, crescere in fede. E nonostante le difficoltà, io finisco un anno con un sorriso, perché il Signore è stato prezioso per me, per noi. Se non è stato un anno di ricchezza per te, spirituale con il Signore, c'è un testo di Cronache, c'è un testo di Apocalisse che dice: rifletti, dove tu hai sbagliato, ravvediti e comincia ad adempiere le opere di prima, ritorna al primo amore. Questi due testi collegati mi fanno riprendere la gioia nel Signore. Che Dio ci benedica e che possiamo vivere insieme un prezioso 2021 con la ricchezza del Signore e con la gratitudine di 2020, con il virus o senza il virus, ma c'era virus sì, ma non c'è problema, abbiamo vinto. Preghiamo. Grazie Padre per questa preziosità della tua parola, questa preziosità della ricchezza di quello che tu ci insegni. Io ti ringrazio per questo anno, Padre. Tanti combattimenti, ma quanto è prezioso combattere con sorriso, con gioia e con serenità. Il buon combattimento, per andare fino alla fine nelle strade che tu ci hai chiamato e non mollare mai, per conservare la fede e per crescere in fede. Io ti ringrazio, Padre, perché tutti i personaggi che hanno scritto una bellissima storia hanno avuto il coraggio di combattere il buon combattimento. Loro hanno finito quello che hanno iniziato. Loro sono cresciuti in fede. Io vorrei questa esperienza per me. E l'esperienza per tutti i miei fratelli e sorelle qua di questa comunità. Che tutti noi possiamo arrivare alla fine della nostra storia, scrivendo una meravigliosa storia. Una stupenda storia di fede. Perché abbiamo combattuto il buon combattimento.
abbiamo finito quello che abbiamo iniziato e abbiamo conservato la fede. Nel nome di Gesù. Amém, Signore. Amém? Prima di finire questo culto, non dimenticare le nostre offerte, le decime, è un momento molto delicato per noi, perché non abbiamo la nostra raccolta settimanale in chiesa, ma abbiamo l'elenco qua delle nostre coordinate bancarie. Se tu puoi fare un bonifico è importante, perché l'affitto continua, le bollette arrivano, i nostri stipendi ci sono, e tutte le spese che abbiamo, e dobbiamo affrontare. Così la tua fedeltà con il Signore, di mantenere questa opera no Signore. Ok? Ci sono qua le coordinate, puoi fare un bonifico e è un'obbedienza alla parola del Signore. È quello che il Signore ci guida. Ok? Grazie. Come avvisi è importante ricordare che il culto di Capodanno non sarà più presenziale. Noi staremo preparando e stiamo organizzando con il pastore Sandro e il pastore Mario un culto tramite un applicativo, forse o Zoom, e staremo insieme lì a pregare, a meditare sulla parola del Signore e iniziare un anno con la gioia del Signore. Per i membri della nostra comunità, della Chiesa Battista Agape, la nostra bozza di regolamento interno, la futura, già abbiamo preparato, continuiamo a lavorare su questo. Ogni giorno, ogni settimana stiamo ricevendo delle informazioni di qualcosa che penso che è giusta o non è giusta. Parlate con i vostri pastori, parlate con il pastore Mario, con me, il pastore Sandro, e noi stiamo lavorando per vedere se sia coerente con lo statuto della Chiesa o con tutti i documenti in generale del regolamento interno. Noi stiamo cercando di fare un regolamento con principio e valore biblico e che sia su questa base. Qualche dubbio, per favore, potete contattarci a noi tre, ok? Perché il 10 noi vogliamo fare un'assemblea per approvare in modo integrale il regolamento. Se facciamo leggendo un articolo per articolo, comincia il 10 di gennaio e finisce quando finisce il virus, no? Non sappiamo quando, perciò noi vogliamo fare una cosa ordinata e se qualche dubbio potete parlare con noi, possiamo trovarci, non c'è nessun dubbio, ok? E io penso che gli avvisi sono questo. Culto di 3 di gennaio sarà nuovamente online e staremo registrando questo. Grazie, buona domenica.